Beh, che c'è? Non ho mai visto una donna con gli occhiali. Era tanto il discorso degli occhiali. Sta piovendo. Non mi pare. Coco, non sai che il gatto fa male perché sei comunista. Lì è l'Oriente. Dove, maestro? Lì. Dove? Un saluto a tutti voi collegati da casa, un grazie ai giornalisti presenti che hanno accettato la convocazione a quest'ora del mattino. Abbiamo dei dati importantissimi da comunicarvi. Il problema è che i dati non sono neanche ancora arrivati. Aspettiamo i dati. E intanto ci abbiamo tempo. Tutto che femo. Vi conto una barzetta intanto, Tosi? Vi conto una barzetta? Bregoin, guarda che sono che ha Bregoin stamattina. Bregoin, ascolta questa, Tasi. Senti la differenza fra un imbriaco e uno che ha freddo? Nessuna, perché tutti e due va in cerca di un baretto. Hai capito? Va in cerca di un baretto. E intanto aspettiamo i dati. Come non vieni per cena? No, per carità non mi offendo. No, anzi fa una roba. Illumina la mia giornata. Date fuoco. Beh, che c'è? Non ho mai visto una donna col suo hairstylist. Finito. Oh, non ho mai un minuto se non ci fossi tu, Jean-Pierre. Cara la mia bigodina. Tieni il resto. Grazie, anche troppo. A te ci pensa il tuo Jean-Pierre Basilio, coiffeur a domicilio. Una donna che non si tiese come il lesso senza crema. Bravissimo, perché lo vedi anche tu qual è il mio problema. Ma certo, Bigo. Le doppie punte. Esatto. Io così non mi vedo più. E il problema è che ti vede tutti st'altri. Io voglio una svolta radicale, voglio un taglio come quello. Oh, chatouche, very extension. Ti stravolgerò. Se il regalo è pocchetto, gada essere bello il pacchetto. Sì. Come dico sempre, grazia, Eleganza, femminilità. Coppa te! Ah, non vieni perché devi andare in sagra a vedere i fuochi. Ti piacciono i fuochi d'artificio? E ora scioppa! Vi chiedo scusa che stiamo ancora aspettando sti benedetti dati, ma qua aspetta che vediamo. Giusto numero qua. Pronto? Sono io, sì. No, guarda, la blocco subito, non è il momento, sono in riunione, no. Stavo neanche qua a spiegare. No, non sono interessato, non mi interessa niente. Domani, un'altra volta. Grazie. Maria Vergine, mia moglie. Ah, non puoi venire perché non hai la babysitter. Sì. Ma se non vai neanche a Fiori. Ah, Giulietta. Scusi, maestro. Perché sei tu, Giulietta? No, se l'ho interrotta mi spiace. Ma è oh Romeo, perché sei tu Romeo? Non capisco. No, ha detto oh Giulietta, perché sei tu. Invece è oh Romeo, perché... Nella vecchia versione, nella mia versione, quella giusta, è Romeo che dice la battuta. Non potevo lasciare una sì bella battuta a Giulietta. Oh, Giulietta, perché sei tu, Giulietta? Rinnega il tuo nome. Oh, se non vuoi farlo, giurami eterno amore ed io non sarò più un Capuletti. No, maestro, scusi, perché se la inverte e dice oh Giulietta, deve dire un Montecchi qui. Non capisco. No, nel senso che prima ha detto oh Giulietta e quindi adesso non deve dire Montecchi, non deve dire Montecchi. Capisco. Vogliamo cambiare le battute di Shakespeare? Vogliamo riscrivere una nuova commedia? Gradasso. L'alterigia dei giovani. Sa tutto mi... E adesso chi sei che si mangia tutte queste verdure grigliate? Per fortuna sei rimasta tu a cena.
Mamma mia, non si può neanche scherzare. Niente, so che i dati non sono stati dati, anche se ve li volevo dare, e ho saputo che febo. Non so neanche Mimmo, dammi corda. Ancora un pochetto? Ancora un pochetto? Basta, fermo qua. Niente, li congeliamo allora. Mi chiedo scusa per avervi fatto perdere tutta la giornata. Bregoin, è sito ancora? Ara Bregoin. Dai che te conto l'ultima, ascoltami. Sai perché all'ippodromo non c'è più gli autovelox? Perché i cavai. Mi capia? I cavai. Ciao persone. Dati, 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 da.